Anche a Canicattì i titolari degli esercizi commerciali si sono riuniti per fare il punto sullo stato in cui versa l'intero comparto, ma soprattutto quello delle attività costrette a rimanere chiuse per le disposizioni del DPCM del 14 gennaio 2021. L'amministrazione comunale della città dell'Uva Italia, consapevole delle gravi difficoltà a cui sono costretti i commercianti, soprattutto quelli del settore abbigliamento, dichiara la propria vicinanza e ne condivide le preoccupazioni. Gli esercenti stanno pesantemente soffrendo una grave crisi economica e degli effetti derivanti dall'istituzione della zona rossa, ha detto il sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura. Il settore è al collasso e gli operatori del settore chiedono la riapertura delle attività nel massimo rispetto delle regole. Auspichiamo, conclude Ventura, nel breve periodo una rimodulazione delle restrizioni tale da consentire l'applicazione delle regole anti-Covid, ma che, al tempo stesso, possa ridare respiro all'economia e opportunità di lavoro.